Le tematiche, comunque i progetti che seguiamo riguardano quelle che sono le esigenze dei giovani della nostra città. E uno su tutti, diciamo, il primo è l'esigenza culturale, non per togliere, diciamo, tematiche ai gruppi, ma proprio perché è avvertito come una grande deficienza, diciamo, dell'amministrazione di questa città. E in questo senso, noi ci siamo spesi con numerose iniziative, nel senso che vediamo comunque di organizzare degli incontri nei quali possano venire scrittori giovani piuttosto che affermati per presentare i loro libri. Ma diciamo che il progetto più ambizioso e forse anche che ci fa più sognare è quello di poter portare anche a Treviso una sorta di festival letterario piuttosto che filosofico che sono presenti per esempio nelle città come Padova piuttosto che Ferrara o Bologna. Non solo perché di sicuro può essere qualcosa di interessante dal punto di vista culturale, ma soprattutto perché è un'occasione, perlomeno anche io personalmente ho avuto modo di andare a Mantova, e è un'occasione nella quale la città, diciamo, che si unisce, si compatte, cerca di collaborare fra loro al fine di realizzare questo bellissimo progetto. Quindi questa, diciamo, è una richiesta che noi facciamo, è un progetto che vogliamo lanciare e penso che sia ambizioso, ma diciamo non irrealizzabile, ecco. Poi connesso al problema della cultura vi è quello degli spazi che è già stato citato prima, nel senso che posto che questo tipo di amministrazione non si occupi molto dei problemi di tipo culturali e non faccia moltissima cultura, sta a noi come cittadini, diciamo, di provare ad attivarsi e dare vita a qualcosa. Se non che, e parlo anche per esperienza personale, abbiamo trovato veramente parecchie difficoltà per ottenere quei pochi spazi che ci sono nella nostra città, nel senso che per esempio l'anno scorso avevamo contattato i genitori di Stefano Cucchi, che penso molti di voi conoscano, per fare un incontro proprio in piazza, diciamo, per far conoscere in maniera molto approfondita, diciamo, la storia del loro figlio. E ecco, avevamo appunto tentato di contattare il comune, ci avevano anche assicurato lo spazio, la piazza, ma se non che una settimana prima ci è stato disdetto tutto e di conseguenza ci siamo trovati a dover annullare questo interessante incontro. Diciamo che ne abbiamo perso sì noi come giovani, ma credo anche la città. E quindi quello che chiediamo è molti più spazi a disposizione dei giovani, considerando che anche abbiamo avuto modo di vedere che nel centro storico ci sono veramente delle grandi zone, delle grandi aree che sono del tutto inutilizzate. Ecco, ovviamente non chiediamo una palazzina in centro storico, non chiediamo un appartamento di 500 metri quadri, ma io credo che una stanza di 50-60 metri quadri a disposizione dei giovani nella quale possano provare, piuttosto che studiare, piuttosto che anche semplicemente trovarsi a guardare un film e discutere, credo che sia qualcosa che la nostra amministrazione comunque debba garantirci. Altro punto poi che secondo noi è veramente molto importante riguarda l'università, nel senso che dal momento che la nostra città, che Treviso, ha deciso di ospitare alcuni atenei universitari, ecco, credo che debba attrezzarsi anche a divenire, diciamo così, città universitaria. Questo non significa esclusivamente dare vita al mercoledì universitario sullo stile di quello di Padova o piuttosto aprire un cospicuo numero di locali, ma significa semplicemente allestire la città appunto agli studenti universitari, quindi aprire delle mense soprattutto perché qui al momento a Treviso non ci sono, di conseguenza gli studenti che vengono si fermano il tempo limitato appunto della lezione, dopodiché abbandonano la città. Ma oppure penso anche a delle biblioteche più grandi, perché è stata da poco restaurata una biblioteca presso l'Istituto Canova, dalle parti dell'Istituto Canova, però obiettivamente è piccola, nel senso che ci vanno a studiare gli studenti liceali e credo che i circa 1200-1500 studenti universitari non ci stiano proprio. Oppure mi viene anche in mente per esempio l'istituzione o la creazione di uno dei cosiddetti ostelli universitari che ci sono per esempio a Padova, che potrebbero dare la possibilità anche ad altri studenti di tutta Italia di venire anche nella nostra città e di conoscere quella che nei cartelli di stradali viene chiamata Treviso città d'arte. Altro problema che riguarda noi giovani è quello circa
la banda larga, che è diciamo, il fatto di garantire a tutti i cittadini della nostra città la possibilità di connettersi a internet tramite la DSL, quindi con i wifi, scusi. Ecco, questo credo sia veramente importante perché nel 2011 credo che garantire l'utilizzo di internet, considerando l'importanza che ha per l'informazione ma anche per la formazione culturale di un giovane, sia fondamentale. Quindi anche prima magari di portare il wifi gratuito in Piazza dei Signori piuttosto che in Piazza Duomo, ecco, credo che sia importante garantire questo a noi giovani ma anche a tutti gli altri cittadini. E infine un altro problema che abbiamo avuto modo di evidenziare anche parlando con diciamo, i nostri giovani concittadini, ecco, è quello che circa i trasporti, nel senso che le tariffe che riguardano i trasporti di pullman e per esempio autobus sono veramente alti e tuttora non vi è la possibilità di fare un biglietto unico che possa comprendere i servizi della marca e della CTT, e quindi delle famiglie si trovano a dover sostenere dei costi che possono riguardare anche 50-60 euro al mese per mandare i propri figli a scuola, e credo che sia veramente qualcosa da affrontare. Quindi concludo dicendo che noi come Giovani Democratici cercheremo e cerchiamo anche di costruire il futuro di questa città insieme a tutti voi, non solo come iscritti o simpatizzanti del Partito Democratico di Treviso, ma soprattutto come cittadini della nostra città. Grazie.